È tristemente conosciuto come il tratto maledetto, ennesima tragedia della strada in A4, alle 13:30 un boato, due camion si tamponano, in mezzo finisce una macchina. Il gravissimo incidente si è verificato tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione est verso Trieste. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, l'auto completamente schiacciata tra due mezzi pesanti. All'interno l'automobilista, un 47enne di Mira. I vigili del fuoco devono lavorare a lungo per riuscire ad estrarre il corpo dell'uomo. Per lui purtroppo non c'è più nulla da fare. Ferito uno dei due camionisti che è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale di Oderzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono stati i pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e da Mestre con l'autogru ad estrarre la vettura finita schiacciata sotto il camion. Sull'asfalto ancora una volta le lamiere contorte, nell'auto i ricordi di una vita, l'ennesima spezzata lungo questa autostrada. Gli uomini del SUEM nulla possono fare per l'automobilista morto sul colpo. La dinamica di questa tragedia è al vaglio della polizia autostradale. Lungo la A4 immediatamente il traffico rimane paralizzato, la circolazione in direzione est viene interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre alla polstrada, anche il personale di Autovie Venete. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore. Il lungo serpentone di camion e auto che intanto ha formato chilometri di coda ha iniziato a muoversi solo nel tardo pomeriggio, quando è stata aperta una corsia.